Ben ritrovati appassionati dell'atletica. Gran bel meeting quello organizzato dall'Atletica 2000 Codroipo sabato a San Vito e domenica sul proprio campo. Nella velocità in grande evidenza Mazzeniwa dello Sverzilan che fa una doppietta 100-200 in 10.45 e 20.98. Fornasari della Triveneto Trieste terzo sui 100 in 10.56. Al terzo posto nei 200 si rivede Paolo Messina con 21.67. Sui 400 si impone il nigeriano Emmanuel Ifeani con 47,25. Nel mezzofondo Riccardo Tamassia della Treviso Atletica vince gli 800 in 1,48,67. Nei 110 ostacoli 14,14 per il britannico Jack Porter. Bene nell'alto con 2,2 m Enrico Cattaruzza dell'equipe Pordenone, mentre il lungo va al cubano Vidal con 7,68 m. Lo sloveno Tadej Kribat vince il disco con 58,74 m. Terzo Enrico Saccomano 57,58, mentre lo junior Davide Vattolo con il martello da 7 lancia a 62,10. E siamo alle donne. Giorgia Bellinazzi, Bruniera Friuli Intagli è seconda nei 100 in 11,68. Dietro alla sudafricana Karina Horn 11,38 e vince i 200 in 23,78, mentre i 400 vanno all'ugandese Shida Dedi con 53,59 e gli 800 alla croata Nina Vukovic in 2,8,57. Sui 5.000 si afferma Luci Mavia Muli in 16,8,74 e Giada Carmassi fa suoi gli ostacoli in 13,35. Nei salti successo croato con Sara Ascic a 1,77, ritorno di Rebecca De Martin sopra i 4 metri nell'asta, misure di tutto rispetto nel disco, con Stefania Strumillo a 56,85 e nel martello con Lucia Prinetti al Jalapaia a 62,57 m. Coppa Friuli, atto quinto. L'organizzazione della prova era affidata all'Atletica Buia e si è disputata sabato pomeriggio a San Floreano su un anello da ripetere 2 volte per un totale di 8,6 km e un caldo infernale ad accompagnare gli oltre 200 runner che hanno accettato la sfida. Denis Manazzone, Atletica 2000 e la solita Erika Franzolini, maratonina udinese, hanno messo la loro firma su questa tappa. Manazzone è venuto a capo dell'enigma su chi avrebbe avuto il sopravvento tra lui, Matteo Sabbadini, Sportiamo Trieste e Fabio Stefanuti, Atletica Buia, a 3/4 gara, quando i suoi compagni di viaggio hanno cominciato a perdere inesorabilmente contatto. Manazzone ha concluso in 29,38, piazza d'onore per Sabbadini, in 29,43 e terzo posto Fabio Stefanutti in 29,59. A completare la top 10 nell'ordine Marco Mosolo, Aldo Moro Paluzza, Lorenzo Masi, Almico Corse, Dario Turchetto, Polisportiva Montereale, Ennio De Crignis, Carni Atletica, Dario Bertolin, Atletica Buia, Marco Cos, Atletica San Martino e Igor Patatti. Le parole dei primi al microfono di Gilberto Zorat. Gli avversari molto validi per la gara, però secondo me oggi il caldo è stato veramente il nemico numero 1, però bella gara, qualche saliscendi in cui secondo me hanno fatto la differenza, buona organizzazione, c'era un ristoro a metà percorso più o meno per l'acqua, molto bene, sono molto felice. Bravissimo, congratulazioni a te. Passiamo anche il microfono al secondo arrivato per sentire dalla sua voce. Hai cercato fino all'ultimo di ricucire lo strappo. Sì, ha detto che il grande caldo oggi. Troppo caldo. Percorso molto bello. Percorso molto bello e durissima la salita lunga prima della fine del giro e soprattutto quando la fai per la seconda volta sei veramente cotto dalla temperatura e è difficile arrivare in cima, però poi scende un po' fino al traguardo e riesci a recuperare le energie per arrivare in fondo. Dai, portiamo a casa un ottimo podio. Era il minimo sindacale, oggi l'ho centrato nonostante 2 giorni di bagordi, ma vabbè, colpa mia questa, me le vado a cercare. Comunque, bene, ho tenuto bene. Avevo paura di ritirarmi gli ultimi 2-3 km, ma ho stretto i denti per la società e per la gara di casa. E bravi ai miei avversari, tosti, hanno retto anche loro. Ho provato a far andare le gambe
il primo chilometro come di consueto, ma il chilometro è durato troppo poco e ho stretto i denti, ho cercato di tenere gli avversari fino a quando potevo. Mentre tra gli uomini l'incertezza è durata fino al traguardo, tra le donne la padrona è stata ancora una volta Erika Franzolini, maratonina udinese che non conosce cali di rendimento. Ha portato a termine la sua performance in un notevole 31,16, precedendo nettamente Ilaria Novelli, bruniera Friuli Intagli, seconda in 34,57 Jessica Calaz, atletica buia, terza in 35,25. Ai piedi del podio Jessica Moretti, atletica 2000, quarta, e Giulia Franceschini, atletica buia, quinta. Sentiamo quello che hanno detto le prime due. Niente, la stagione è andata bene, in crescendo. E non sono riuscita a fare, diciamo, una mezza che volevo fare perché sono stata male e poi insomma è arrivato il gran caldo e di mezza adesso non è il caso di farne, per cui adesso accorcerò, farò qualcosa in pista. Penso vorrei fare dei 1.500 se riesco e dei 5.000 per poi riprendere la preparazione per la mezza, insomma, verso agosto. E comunque le Coppe Friuli vanno sempre bene come allenamento, si sta in compagnia, comunque correre in gruppo è sempre meglio che correre da soli, visto che comunque io per la gran parte mi alleno da sola. E oggi c'era caldo, però siccome adesso ho iniziato anche ad allenare qua a Buia, mi sembrava giusto presenziare perché sono stati molto bravi ad organizzare, insomma, la competizione. Ecco, il percorso molto bello, era un po' collinare, a me piace, comunque così, cioè non con troppe pendenze ma ondulato. C'era anche un ristoro, per cui sono stati bravissimi, meno male che c'era, così ci siamo un po' rinfrescati, diciamo. E io ho fatto fatica nel pezzo finale perché tirava su un bel po' di caldo, però insomma è andata bene, dai, sono contenta, grazie. È il primo anno che partecipo alla Coppa Friuli e anche alla Coppa Pordenone, in realtà sto partecipando. E in realtà è il primo anno proprio che corro in Friuli, perché forse da come si sente non sono di qua ma sono molisana. E oggi è stata una bella gara, un po' il caldo ha penalizzato tutti, però sono contenta soprattutto perché ho gestito bene e sono riuscita a superare poi la seconda donna nell'ultimo chilometro, quindi sono abbastanza contenta. Passiamo ora a vedere i vincitori e le vincitrici delle rispettive categorie. Promesse: Lucia Rorato, GS Natisone; senior Ilaria Novelli, bruniera Friuli Intagli, ed Ennio De Crigni, Scarnia Atletica. 35 Erika Franzolini, maratonina udinese, Denis Manazzone, atletica 2000. 40 Jessica Calaz, atletica buia, e Alessandro Fantin, atletica San Martino. 45 Romina Nascimbeni e Marco Mosolo dell'Aldo Moro Paluzza. 50 Anna Miani, Mostro Run, e Marco Cosa, atletica San Martino. 55 Francesca Gorassini, podismo Butrio, e Giovanni Pascolo, Libertas Tolmezzo. 60 Patrizia Leonarduzzi, Keep Moving, e Michele Scaravetti, Ialmicco Corse. 65 Margherita Giande Giacomo, Aquile Friulane, e Maurizio Zamaro, Ialmicco Corse. 70 Emiliana Rizzotti, atletica buia, e Flavio Tommasini, atletica San Martino. 75 Aido Janic, Carnia Atletica. Le parole del sindaco e dei dirigenti dell'Atletica Buia Treppo Grande. Grazie di questa bellissima giornata, soprattutto all'Atletica Buia, che ha voluto farci un po' rinascere, perché dopo il Covid, che noi tutti sappiamo quanto sia stato limitante, vedere tanta gente vicino che corre a fianco, e qui oggi in questa Coppa Friuli abbiamo 210 persone, erano iscritte oltre 300, ma forse per altri impegni non sono potute venire. Credo sia una rinascita, ecco, dello sport, quindi a Buia ci fa molto piacere che avvenga questo. Un grandissimo ringraziamento a tutti questi ragazzi qua che ci hanno dato una mano, bellissimo, è stato bellissimo vederli tutti di nuovo come ai vecchi tempi quando l'Atletica Buia era molto più numerosa, ma oggi sembrava di tornare indietro. Io sono felicissimo e passo la parola al mio presidente Moreno Molaro. Niente, per noi era importantissimo riprendere con questo appuntamento, perché l'ultima Coppa Friuli l'avevamo organizzata nell'ormai lontano 2016, se non vado errato.
L'abbiamo proposta cercando di mantenere quelle che sono le caratteristiche principali di una Coppa Friuli, un percorso veloce su asfalto, cercando di fare contenti il più possibile le persone, gli atleti che si cimentano in questo tipo di gara. Naturalmente i ringraziamenti li ha già fatti il mio amico Max, e io devo ringraziare comunque sempre il Comune per il sostegno che ci dà, perché senza questi enti che ci supportano non riusciremo a fare questi eventi che proponiamo nell'arco dell'anno. Ludaria, delizioso centro della Valdegano nel comune di Rigolato, nel giorno della festa della Repubblica è stato al centro dell'attività regionale di corsa in montagna con la 13ª staffetta a 2 elementi del Bosque Bandit e l'ottima organizzazione della SD Piani di Vas. Tra i maschi la vittoria è andata a Michele Sulli e Nicola D'Andrea Aldomoro Paluzza, che hanno preceduto con il tempo totale di 41,42 i compagni di squadra Patrick Merluzzi e Stefano Maier 44,37. Al terzo posto la Velox Paularo con Fabio Blanzan e Giacomo Tarussio in 45,53. Nel settore femminile l'Aldo Moro Paluzza ha fatto il bis e si è imposta con Anna Finizio e Paola Romanin in 50,38. Davanti alla seconda squadra dell'Alto But formata da Alice Cescuti e Antonella Franco 56,7. Mentre al terzo posto sono salite Lidia Vidoni e Michela Fantin, 1:08:23, della società di casa del presidente Lino Fruc. Le squadre miste sono state messe in fila dalla Timau Cleulis, Marco Primus e Sara Fuccaro, che in 50,1 ha preceduto di poco la SD Piani di Vas, Alice Fruc e Sergio Iob, 50,8. Individuale a Igor Patatti, Trieste Atletica, 49,22 e Laura Zanini, Dolce Nord-Est, 1:10:50. I migliori tempi di frazione sono stati realizzati dagli atleti dell'Aldo Moro Paluzza. Nella prima frazione Michele Sulli, 20 minuti e 2 e Anna Finizio, 24 minuti e 30. Nella seconda Nicola D'Andrea, 21,40 e Paola Romanin, 26,9. Pastaparti e premiazioni, presente il vice sindaco di Rigolato Daniele Candido, hanno concluso la bella manifestazione. A Montereale, Valcellina, si è tenuta la quinta prova di Coppa Provincia di Pordenone, trofeo Oro Gildo. 200 al via e vittoria tra le donne di Glenda Basei, Bruniera Friuli Intagli davanti alla compagna Ilaria Novelli e a Erika Bagatin della maratonina udinese. Tra i maschi il primo posto è stato assegnato a Techetel Martinuzzi, anche lui dell'Atletica Bruniera Friuli Intagli, accreditato dello stesso tempo, 22,39 di Alessandro Gasparotto secondo. Terzo un altro atleta del team di Ezio Rover, Marco Fucci, in 22,55. Un centinaio i partecipanti alle gare giovanili, ne parleremo più dettagliatamente nella prossima puntata. Per questa settimana può bastare così. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.